Io spero che gli organi di competenza prendano dei provvedimenti al più presto e me lo auguro perché sicuramente non è una situazione molto bella per la città stessa, insomma, questa. L'appello del presidente di Ascom Mogliano un mese fa ai nostri microfoni per denunciare il diffondersi dell'attività delle prostitute non più solo lungo il terraglio ma anche in centro, a 2 passi dai negozi. In attesa di blitz mirati nei pressi delle vetrine, la risposta delle forze dell'ordine non si è fatta attendere almeno lungo la statale 13. La scorsa notte i carabinieri in azione per un servizio di contrasto tra Mogliano e Preganziol. Fermate e accompagnati per identificazione una ventina di giovani prostitute di nazionalità romena e ungherese tra i 20 e i 30 anni, molte pregiudicate. Avevano preso possesso delle loro postazioni lungo il terraglio per il consueto via vai di clienti. 2 sono state denunciate anche perché già colpite da foglio di via del questore di Treviso. Tutte invece sono state contravvenzionate in relazione al regolamento delle polizie locale che vieta la sosta per promuovere prestazioni sessuali, sanzioni da 100 euro per un totale di 2000 euro.